Instrumenta Design Junior 2020. L'antico ispira il contemporaneo. Il reperto archeologico ispira i creativi a sviluppare oggetti d'uso quotidiano. Grazie alle direzioni di 9 musei archeologici ci mettiamo in gioco, accompagnando i partecipanti a scoprire manufatti millenari dall'aspetto particolare e che servivano come instrumenta, cioè oggetti di tutti i giorni. Questo per il concorso internazionale che nasce a Venezia e attraversa tutta l'Italia. Intervista al reperto. Rasoio. Di che materiale sei fatto? Io sono fatto di bronzo, una lega di rame e stagno. In che epoca sei stato creato? Tra il XII e il IX secolo a.C., nell'età del bronzo appunto. Di che colore sei? Oggi mi vedete con questo colore verdastro. In origine però avevo dei bellissimi riflessi color dell'oro. Chi ti usava? Venivo usato dagli uomini aristocratici. Sei decorato? La mia lama no, ma il mio manico ha una bellissima decorazione a torciglione. A cosa servivi? Beh, per radere la barba. Dove sei stato trovato? All'interno di una tomba della necropoli di Fondo Zanotto a Frattesina. Di che materiale e come saresti fatto oggi? Beh, avrei un corpo presumibilmente fatto di plastica, mentre le mie lame sarebbero fatte di metallo. Intervista al reperto. Pettinino. Di che materiale sei fatto? Io posso essere realizzato in osso animale, in palco di cervo oppure in avorio. In che epoca sei stato creato? Io sono stato creato nell'età del bronzo, diciamo tra il X e il IX secolo a.C. Di che colore sei? Guardami bene, ho un colore bruno-giallastro. Chi ti usava? Venivo usato dalle donne. Sei decorato? Sì, ho una bellissima decorazione a occhi di dado, cioè a cerchiolini concentrici. A cosa servivi? Io servivo per formare i tessuti al telaio, in particolare per battere i tessuti. Dove sei stato trovato? Faccio parte di un insieme di materiali noti come tesoretto di Frattesina. Di che materiale e come saresti fatto oggi? Beh, conserverei la mia forma con i lunghi denti e con il manico. Probabilmente sarei fatto di plastica oppure di legno. Intervista al reperto. Compasso. Di che materiale sei fatto? Sono fatto in corno di cervo con una punta in bronzo. In che epoca sei stato creato? Sono stato creato nell'età del bronzo, tra il XII e il IX secolo a.C. Di che colore sei? Ho un colore bruno-giallastro. Chi ti usava? Venivo usato dagli artigiani. Sei decorato? La mia superficie è un po' rovinata, ma no, non sono decorato. A cosa servivi? A tracciare piccoli cerchi perfetti. Dove sei stato trovato? Sono stato trovato all'interno dell'abitato di Frattesina. Di che materiale e come saresti fatto oggi? Oggi avrei un corpo fatto di plastica o di metallo, ma la mia punta sarebbe sempre in metallo.